Questo splendido macaone, una delle più belle farfalle d'Italia, ha un comportamento riproduttivo molto particolare. I maschi durante il periodo della riproduzione si riuniscono sulle sommità delle colline e qui cercano di scacciarsi vicendevolmente per conquistare la vetta. Questo comportamento è chiamato il topping. Osservando il topping abbiamo anche capito il significato di questo tipo di colorazione. Infatti se noi guardiamo contro luce vediamo che questo giallo si può cogliere anche per la trasparenza di quelle delle parti più chiare. Quindi è una colorazione che serve anche per essere apprezzata se osservata da una femmina magari durante il volo del maschio contro luce. Ciao da Emanuele e Francesco, questi sono gli sciottini di X vs Y, tutto quello che non sapevate di voler sapere sulla scienza della riproduzione. I maschi si riuniscono sopra le colline. Generale, sopra la collina. Non ho fatto niente! Esatto, è quello il problema.